I fuorisede siciliani potranno ricongiungersi con le proprie famiglie. Lo ha annunciato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, pressato dalle forti richieste di tanti cittadini sparsi in altre regioni italiane e in tanti paesi del mondo che oggi vorrebbero rientrare nella nostra isola. Dopo un primo netto rifiuto per motivi prudenziali, questa volta il presidente della regione ha detto sì, sollecitando il Ministero dei Trasporti a raddoppiare i collegamenti aerei da Roma per Palermo e Catania, dagli attuali 2 a 4, e magari applicando un costo accessibile sui biglietti. Stesso discorso vale per il traghettamento dalla Calabria verso la Sicilia, per il quale è stato richiesto l'aumento delle corse che passerebbero così dalle attuali 5 ad 8 corse. Nelle prossime ore dovrebbe essere firmato il decreto. Sinora l'ingresso in Sicilia era stato consentito alle forze dell'ordine, alle forze armate, al personale sanitario e per gravi motivi personali, sanitari oppure di famiglia. Ho ricevuto centinaia di richieste da parte di ragazzi, ha dichiarato su Facebook il presidente Nello Musumeci. Mi è stato scritto e detto a gran voce: ci faccia rientrare, ci faccia rientrare. Sono un padre, sono un nonno e comprendo benissimo l'emozione, l'affetto e la necessità che si pongono in una famiglia. Ma credetemi, aggiunge ancora, è difficile fare il mio lavoro nel dovere trovare il punto di equilibrio per coniugare da una parte le esigenze affettive e non solo, e dall'altra quella della prudenza e della cautela per evitare che si possa entrare in Sicilia senza sapere di essere portatori del virus, come succede spesso anche agli asintomatici. Quando c'è stato il famoso esodo di inizio marzo, su decine di migliaia di persone abbiamo trovato centinaia di positivi che non mostravano assolutamente alcun sintomo. Quindi bisogna stare prudenti per evitare di ricominciare da capo e la ricaduta sarebbe più complicata della prima. Quindi buon rientro a chi ha più di un motivo per rientrare nella nostra isola. Per il resto guardiamo avanti. Per chi torna in Sicilia dovranno essere osservate le solite norme sanitarie, e cioè la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena. Siamo quindi arrivati alla fase 2 e allora bisogna un po' allargare la maglia, ne siamo tutti consapevoli. Abbiamo chiesto al Ministero dei Trasporti di portare i voli da Roma per Palermo e per Catania da 2 a 4, sperando che l'Alitalia non si abbandoni a speculazioni, perché mi risulta che il costo dei voli negli ultimi giorni è assolutamente inaccessibile e inaccettabile. Al tempo stesso manteniamo la corsa del treno da Roma a Messina, e per quanto riguarda lo stretto invece chiediamo di passare dalle attuali 5 corse ad 8 corse. Naturalmente man mano che il tempo scorre valuteremo il dato epidemiologico e quindi chiederemo di aumentare di volta in volta il numero dei voli, il numero delle corse del treno e il numero delle corse sullo stretto. In effetti un blocco per i casi di necessità non c'è mai stato, neanche nei gravi momenti di crisi. Sia i provvedimenti nazionali che quelli nostri hanno sempre detto che l'ingresso è consentito alle forze dell'ordine, alle forze armate, al personale sanitario e ai gravi motivi personali o sanitari o di famiglia. Quindi un blocco non c'è mai stato totale. Adesso allarghiamo un pochettino e possono rientrare anche coloro che si vogliono ricongiungere alle proprie famiglie. Per farlo devono rispettare le solite regole, cioè dire la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena. Questo è necessario perché nessuno deve pensare che la partita sia chiusa, nessuno deve pensare che la fase 2 significa tutti liberi.